Sì, a seguito di indagini che sono state compiute dalla Procura della Repubblica, dalla Polizia di Stato, dalla Guardia di Finanza, si è ricostruito il patrimonio di diversi soggetti del clan Pillera Cappello e si è ritenuto che vi è sproporzione tra i beni posseduti e quelli che dovrebbero essere gli introiti leciti di alcuni soggetti. Si è quindi sottoposto a sequestro e confisca un vasto patrimonio di circa 4 milioni di euro composto da appartamenti e dalla discoteca Empire di Catania. Si è ritenuto che questi beni appartengono nella realtà a Ieni Giacomo, anche se formalmente intestati ad altro soggetto che riteniamo noi essere un prestanome, che è intervenuto nella procedura di misure di prevenzione come terzo interessato. È un risultato importante perché viene restituito alla collettività un vasto patrimonio, ripeto, tra cui questa discoteca, e ciò deve servire anche da deterrente per chi si avvia alla strada del crimine, deve servire da deterrente e da insegnamento, perché deve sapere che seppure si arricchisce, seppure può diventare titolare di vasto patrimonio, poi ci siamo noi, ci sono le forze dell'ordine e questo patrimonio viene acquisito di nuovo alla collettività, viene sequestrato, confiscato dallo Stato. In primo grado Ieni è stato assolto, adesso è stato l'appello, se dovesse essere assolto anche in appello che succede? Vi è pendente il procedimento di appello a seguito di impugnazione della Procura della Repubblica, ma la misura di prevenzione è qualcosa di diverso dal procedimento penale, ha presupposti diversi e quindi la misura di prevenzione potrà reggere indipendentemente dall'esito del procedimento penale.